La Regione dà tutte le autorizzazioni necessarie, dopodiché la crisi dei medici la conoscete meglio di me e la crisi degli infermieri è quella che dalle scuole non riusciamo ad avere il numero sufficiente per garantire il turnover. L'Ostra è Serenissima ha aperto un canale di dialogo con alcuni paesi del Sud America per cercare di ovviare alla mancanza di infermieri. Carenza di personale e metodi per contrastarla non sono certo fenomeni tipici del veneziano e riguardano peraltro anche parecchi altri settori della nostra realtà. Ma certo la carenza di infermieri va a toccare un comparto delicato come quello della salute ed una professione di cui c'è necessità non solo in ospedale, ma anche in case di riposo, istituti e case di cura private, studi di medici di base. Stiamo cercando tutte le strade possibili, stiamo cercando percorsi con il Venezuela, con il Brasile, abbiamo parlato con l'Etiopia, stiamo cercando di ragionare in modo tale che su persone che arrivano, che hanno certi tipi di affinità anche con le nostre culture, possiamo utilizzarla. Il Sud America parte favorito perché si tratta di società latine, piuttosto assimilabili alla nostra, con affinità linguistiche e religiose che rendono più facile l'integrazione. Abbiamo cercato anche quando c'è stata la questione ucraina di andare a reclutare lì, però c'è un dato di fatto che dall'est gli infermieri e certe figure professionali vengono prima recuperati dalla Germania, dalla Francia, dalla Svizzera, che hanno altre modalità di reclutamento. Il numero che si calcola in centinaia per quello che riguarda il veneziano, quello degli stranieri che dovranno venire. Gli stranieri speriamo che arrivino o speriamo di riuscire a trovare delle formule di reclutamento che siano tali da poter compensare, oppure anche forme organizzative, perché dovremo rimodulare l'organizzazione proprio in funzione delle esigenze, perché i servizi comunque vanno garantiti.